Daydream anticipazione episodio 77. Jeanne e Sanem scrivono i loro desideri. In questa puntata, l'indomani, Jeanne e Sanem si incontrano al lavoro e tutto lo staff, su invito di Jeanne, si impegna energicamente per ottenere il massimo per questa campagna pubblicitaria. Jeanne le dice che così non è costretta a dare nessun profumo a Fabry, ma Sanem purtroppo non gli racconta la verità. Sebreget si presenta con un mazzo di fiori per fare le condoglianze a Sanem, che si è liberata della violenza muscolare chiamata Jeanne Divitt, ma Jan spezza le sue speranze comunicandogli che Jean è stato rilasciato. Intanto Sanem si incontra con Fabry e gli consegna il profumo promesso, che lui definisce coraggioso, sexy e nel contempo innocente. Lei gli fa presente che Aileen non faceva comunque parte dell'accordo, ma Fabry esige che lei gli firmi il contratto di cessione del profumo. Sanem gli dice che è fatta e che spera di non vederlo più, ma Fabry le risponde invece che magari si incontreranno. Sanem torna in agenzia e Leila le riferisce della visita di McNair e Seida, poi Osman chiama Leila e la invita in un concerto. Emre si accorge di questi movimenti e le fa presente che poco tempo prima loro due uscivano insieme, ma lei risponde che non lo riguarda. Intanto nel quartiere arriva una donna vestita elegantemente, alla quale si è rotta l'auto proprio lì, che chiede informazioni per un'eventuale casa in vendita. Sebreget l'accompagna in drogheria, ma l'apertura dell'acqua minerale le bagna il vestito, che lei dice essere fatto di un tessuto speciale che si macchia facilmente. Jeanne e Sanem vanno in un posto dove lui si recava sempre da ragazzo, specie da quando la madre se n'era andata, e lui era triste perché aveva portato con lei anche Mirre. Jeanne e Sanem scrivono i loro desideri e buttano i bigliettini in mare. Se un pesce li mangerà, il loro desiderio si avvererà. Intanto la signora seduta nel negozio si guarda attorno mentre parla con Sebreget e Mekibè e dice che il quartiere ha le fattezze di una piccola città. Mekibè le risponde che se il quartiere è bello è merito di chi ci abita e che non ci sono residenze lì. Jeanne riaccompagna Sanem al quartiere e le dice che è molto fortunata perché è cresciuta in una famiglia molto amorevole. Aggiunge che tra i suoi genitori si aggiusterà tutto, poi si salutano. Poco dopo Sanem coglie la signora calciare la vaschetta col cibo di un gatto e la rimprovera. La signora scocciata se ne va. La sera Sanem parla con la madre e le dice che se questa donna si trasferirà nel quartiere lei ci combatterà tutti i giorni. Il giorno dopo in azienda Sanem lavora alla presentazione del nuovo progetto nell'ufficio di Jeanne. Quando lui arriva lei si mostra insicura, ma Jeanne le dice che lei rende perfetto tutto ciò che tocca, che è il suo angelo. La incoraggia a continuare, ma si chiedono entrambi se non siano ossessionati dall'amore. L'incontro di presentazione sta per iniziare e Aileen si presenta in azienda, ma Mirre non vuole che lei vi partecipi. La presentazione di Sanem riscuote comunque grande successo e molti si congratulano con lei, compresi Mirre ed Eren. Quest'ultima propone un party che si terrà a casa di Divitt per festeggiare tale successo. Mentre si tengono i festeggiamenti, Eren propone un brindisi all'amicizia. Intanto suonano alla porta, Sanem va ad aprire e si trova di fronte alla signora con la quale ha discusso nel quartiere. Sanem la maltratta e cerca di mandarla via, ma sopraggiunge Jeanne. La donna lo chiama per nome e lui, con il viso rabbuiato, la chiama mamma. Sanem è incredula e chiede se si tratti di uno scherzo. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!